però seguo l'ordine. Maria, facciamo Giacomo cede il posto tranquillamente. Maria Cuzzolo, alzate il ditino, chi deve intervenire, chi lo ha, eccolo lì, poi ancora, e poi chi l'ha chiesto, Agata Magnano, ok. Maria Cuzzolo, vi prego brevi, così diamo spazio. Allora, volevo fare un intervento che sia funzionale anche all'informazione, cioè gli incontri sono importanti perché ci siano anche le informazioni giuste riguardante quello che poi è il problema fondamentale adesso dei pantani versali, cioè la costruzione di questo praticamente di questo elettrodotto della Terna. Sì, però allora, già c'è, però la politica è fatta anche per essere, cioè i corsi sono fatti anche per essere cambiati. Io nelle mie battaglie ambientali, questo perché il Pantano Gersari è un'attività che ho seguito anche prima di diventare assessore, perché chi conosce la mia storia sa benissimo che cosa ho fatto. E nella mia esperienza di ambientalista, i corsi, se si trovano le sinergie giuste, che sono il territorio, le università, chi lavora nel territorio e la politica, si cambiano. Cioè bisogna trovare le sinergie giuste per fare questo. E a me mi sembra, oggi ho detto, quando ho fatto i saluti, mi sembra che ci siano tutti questi elementi. L'elettrodotto Terna, e do alcune informazioni che servono anche a chi va a casa anche a capire qual è questo problema fondamentale. L'autorizzazione, la richiesta di autorizzazione e il progetto viene presentato nel 2010 e nel 2011 il documento di incidenza ambientale sconosce, cioè non viene riconosciuto nel 2013, non parla assolutamente dell'esistenza dei pantani, seppur nel 2011 i pantani erano riconosciuti come ZPS. Nel 2019, nel frattempo l'iter continua e la Terna riconosce che comunque sicuramente quella zona è ZPS, però dice, zona di protezione speciale. Cosa dice? Però lì non ci sono uccelli, cosa assolutamente certa. Non esistono uccelli. Fa questo tipo di dichiarazioni. Cosa non assolutamente vera, falsa. Nel 2021 è stato siglato l'accordo con i comuni che sono di riferimento della zona, che sono Augusta, Carlentini e Catania. Sono questi i 3 comuni interessati. E vengono dati 3 milioni di euro per siglare l'accordo, perché così io... No, è giusto che lo dica. Cioè, si devono sapere, c'è il discorso delle compensazioni che ha fatto Buzzardi. Allora, 3 milioni di euro vengono date all'ex provincia di Catania e a Carlentini. 3 milioni di euro che servirebbero ampiamente anche per cambiare il corso. Carlentini ci ha fatto delle cose con questi soldi. Cambiare il corso sicuramente utile per la comunità, però sto dicendo lo stato d'esame. Mi sembra ultimamente che ci sia stata delle interlocuzioni che sia stata anche una denuncia fatta all'assessorato, per cui la Terna si è, mi sembra che abbia avuto un'apertura di disponibilità non per salvare i pantani, ma per fare delle attività di riqualificazione e di fruizione dei pantani. Hanno pure dichiarato che fa un cronoprogramma dei lavori. Questo cronoprogramma dovrebbe prevedere che i lavori vengano realizzati nel momento in cui non ci sia il momento della nidificazione, giusto? Loro dicono. Ma l'hanno fatto invece durante la Invece hanno smentito, ecco, mi dicono, si sono smentiti loro stessi. Quindi questo è lo stato dei fatti. Tra l'altro vi dico anche che a novembre del 2021, proprio perché c'era questa situazione, io investii il parlamentare di riferimento del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, che fece un'interrogazione parlamentare su questa questione. Non ha ricevuto risposta, tra l'altro in un periodo particolare di crisi, Movimento 5 Stelle, PD, Draghi, insomma, non ha ricevuto risposta. Ora, questo è il quadro, diciamo, dell'iter. Cosa secondo me
sarebbe importante fare? Quello, attivare tutte quelle forze che sempre si sono attivate nelle altre battaglie ambientali, e quello intanto di fare pressione politica, perché quello è, insieme ai cosiddetti portatori di interessi e ai cittadini, affinché la Terna possa non rinunciare al progetto, perché naturalmente è un progetto utile per la collettività, nessuno vuole tornare al tempo della pietra, ma che possa prevedere, e questo è possibile, possa prevedere un cambiamento di percorso, garantendo e facendo sì che vengano praticamente salvaguardati più porzioni di territorio possibile riguardanti i pantani gersari. Questo è quello che secondo me si dovrebbe fare, e questo oggi è un momento importante. Quando fu l'incontro, io ero agli Elio Vittorini, lì l'incontro era, il target era per gli studenti più informativo, qua la finalità è diversa, è informativa, ma se ci sono le amministrazioni, l'amministrazione, l'assessore alla cultura ha voluto fortemente che ci fosse questo incontro, quindi deve avere anche un valore di una prospettiva futura e propositiva sulle questioni, perché se no ce la raccontiamo, ce la diciamo e non si fa nulla. Quindi questo potrebbe essere un piano di azione possibile che dovrebbe attivare, naturalmente non siamo i comuni interessati, personalmente come competenza, ma io dico, sono sicura che il comune di Parlantini sia stimolato e altrettanto sensibile. Non credo che non ci sia questa sensibilità, anzi sono convinta che c'è questa sensibilità, per cui si possa richiedere anche una rivisitazione del progetto per salvaguardare, alla luce di tutto quello che ci siamo detti qua, perché queste non sono parole, sono ricerche scientifiche, c'è in mezzo il paesaggio, c'è in mezzo tutta una serie di questioni fondamentali e importanti che si possono portare al tavolo del Ministero e della Regione, che si devono costruire e si devono assemblare e mettere insieme, perché io credo che la questione ora è importante fare questo, cioè assemblare queste situazioni, queste questioni, metterle insieme, e i comuni, in questo caso Parlantini e Lentini, perché il pantano, seppur territorialmente non Lentini, è il pantano di Lentini, costituisce un sistema di pantani più ampio che quello praticamente del biviere, di tutto quello del lago, di tutto quello che abbiamo detto, di questa porzione finale degli Iblei, di cui non ci dobbiamo mai dimenticare, perché noi siamo una parte particolare, questo mi permetto di dirlo seppur non sono una studiosa, una parte particolare degli Iblei, una parte finale di ricongiungimento alla parte catanese, e lo vediamo anche nel nostro quando ci guardiamo intorno dal punto di vista anche urbanistico. Io spesso mi confronto con l'assessore Studio e dico: ma perché siamo diventati tutti catani e abbiamo dimenticato la parte Iblei? Che la parte invece che ricordate quando voi andate a vedere le grotte, è quella parte Iblea che viene, e non la parte nera, la parte della lavica della nostra piazza. Io mi confronto dal punto di vista urbanistico, stiamo affrontando delle questioni legate alla rigenerazione urbana, e vi assicuro che con l'assessore urbanistica, prima di vedere dove mettere il lampione, dove mettere la panchina, immaginiamo una città e la immaginiamo nella sua storia, ricollegandoci a quello che dovrebbe essere forse la storia della città. Quindi questo è quello che secondo me potrebbe uscire da questo incontro come attività propositiva. L'ho detto, l'ho fatto tante volte, l'abbiamo fatto tante volte per tante questioni. Credo che questa sia l'ulteriore battaglia che tutti quanti noi ci dobbiamo caricare. Grazie. Grazie Maria. Un intervento di riflessione ovviamente costruttiva, perché poi insomma è così che vanno le cose, ci sono le cosiddette compensazioni, i comuni prendono i soldini per fare passare questi elettrodotti nel proprio territorio.
È un pedaggio. Allora, le domande c'è Giacomo, poi c'è anche Agata e poi il signore in fondo. Sì, prego. Allora, per stare in tema su quello che ha detto Maria Cunzo, che mi sembra assolutamente Deve avvicinare, Settimo. smart e intelligente, diamo seguito perché abbiamo visto come abbiamo fatto già un salto di qualità anche informativo e ce l'avete rispetto alla prima volta. Roberto, avete sentito, è stato convocato all'ARS, c'è una commissione, vi leggo, magari conoscete, Carta Giuseppe, Marano, Spada, Assenza, Auteri, Squale, Cinnisi, Figuccia, Lombardo, Marchetta, Parlighe e Zitelli. Questi sono tutti i deputati che fanno parte della commissione. Diversi sono siracusani, tra l'altro. Spada. Non è la commissione, questi erano quelli che sono stati convocati con la commissione, la devono nominare. Ok, allora. Così per la precisazione. Okay, allora, quando nomineranno la commissione, No, questa Questa è la commissione territoriale ambiente. Abbiamo assistito quando nomineranno la commissione, ok, attiviamoci tutti per fare il terzo episodio e dire che la commissione adesso, quando voi vedete i campioni, venite qua e vi facciamo vedere cosa in effetti voi con in remoto da Palermo gestite, ma in effetti è un'area. Infatti avevano stabilito di combinare la professore e fare un sopralluogo. Perfettamente, in modo che possiamo come dire, attivarci. Vabbè, abbiamo dei partiti di riferimento e ci sono dei disponenti, ci possiamo rivolgere ognuno per quello ai corrispondenti. Esatto. In toto poi dovrà prendersela, voglio dire. Il Presidente mi pare che E carta, il Presidente della commissione territoriale ambiente. Trasversalmente possiamo, come dire, coinvolgere. Grazie Settimo. Allora c'era già